buonasera. Alessia Chelucci, Enrico Piretti, grazie. Lo sanno. Canto stasera, canto e sei sola, canto e nel cuore voglia di te, canto e il rumore un po' se ne va da questa stravolta e sorda città. Che bella salopette, Grazie. mi ha messo la salopette. Oh, già. Settimo piano, settimo cielo, senza ascensore, senza l'altare. Ti voglio qui, ti voglio guardare, voglio sentirmi dentro di te. Canta che canto con te, solo e soltanto con te. Amami come in quel mitico film. Io sono Brando e tu sei la regina dell'ultimo tango. Amami, soli e più spinti che mai. Io sono sole, tu ombra, non puoi più scappare, lo sai, lo sai, lo sai. 3, 4, 8, 80, 40, 244. Richieste, fotografie, saluti, saluti, piacere. Buonasera, benvenuta. Grazie. Vamos, mi amor, vamos a bailar, vamos que el tiempo no nos esperar. Balla con me, suda con me, muovi i tuoi sensi, stringiti a me. Balla che ballo con te, solo e soltanto con te. Amami come in quel mitico film. Io sono Brando e tu sei la regina dell'ultimo tango. Stringimi, amami, soli e più spinti che mai. Io sono il sole, tu ombra, non puoi più scappare, lo sai, lo sai, lo sai. Gianni Morandi, la regina dell'ultimo tango, lo sai, lo sai. Tutti! Amami come in quel mitico film. Io sono Brando e tu sei la regina dell'ultimo tango. Stringimi, amami, soli e più spinti che mai. Io sono il sole, tu ombra, non puoi più scappare, lo sai, lo sai, lo sai. Lo sai, lo sai. Lo sai, lo sai. Buonasera, ciao a tutti e benvenuti. Buonasera amici a casa, buonasera Enrico Piretti, come stai? Benissimo, buon Bene. lavoro Enrico in regia. Buon lavoro, Enrico. Bravo, bravo, Enrico. Venerdì ho voluto modificare un po' Casa Piretti perché fino a giovedì facevamo 30 minuti di canzoni e poi c'era il giochino nel secondo tempo e poi messaggi nel terzo. Ma da adesso in poi, visto che venerdì mi è piaciuto tantissimo, Change. andremo a giocare man mano. Facciamo magari un paio di canzoni e poi apro le telefonate. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, guardando Casa Piretti potete vincere queste cose. Guardate qui. Vai Enrico, fammi vedere i premi. Ecco, il cappellino di Casa Piretti, la t-shirt di Casa Piretti, il buono carburante, il buono formaggio, il buono ristorante, semplicemente giocando con noi, seguendo la puntata. Quando apro le telefonate, e non è più il secondo tempo, perché può succedere anche nel primo, potete
Tutti pronti. chiamare questo numero qua, il 378 40 80 506. Nel frattempo la regia me l'ha tolto perché vabbè, ma c'era un dito che andava e veniva, insomma, va bene. Ballare, vabbè. Grazie regia, 378 40 80 506 per giocare insieme a noi. Ma dopo la prossima canzone è una dedica, dobbiamo cantarla per la nostra amica Lori di Brandizzo. Tutta per te. Il brano è Ci penserò domani. E salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da Brandizzo. Sei mai stata a Brandizzo? I brandiziesi? Potrebbe. Come si chiamano gli abitanti di Brandizzo? Lei entrò sulle scale, qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo: con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so, mi disse, non so come uscirne fuori, non lo so. La guardai ed ebbi un momento di pena perché sembrava smarrita. Io vorrei, mi disse, vorrei che non fosse così, ma è proprio finita. disse poi ritrovando un sorriso a stento, comunque l'ho voluta. Lo sai, le strade per farmi del male Non le sbaglio mai. E poi mi raccontò la storia che io sapevo già. Dall'ultima volta si sentiva che era più sola, più cattiva. Si calmò guardandosi intorno e parlammo di me, bevendo più volte. Si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: Con te ero io la più forte. disse poi, inseguendo un pensiero, è vero. Con te io stavo bene. E se io fossi una donna che torna, È qui che tornerei. poi cenammo qui, le chiesi domani cosa fai. La pioggia batteva sui balconi, rispose: Ci penserò domani. ma a te è mai successa una cosa simile? Non mi ricordo, ci devo pensare. Pensaci. Hai un minuto, fine canzone, voglio che me lo racconti. Mi svegliai la mattina e senti la sua voce di là. Parlava in inglese. La guardai, aveva il telefono in mano, il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, Mi disse, se puoi non cambiare mai da come sei. e poi se ne andò via nel modo che io sapevo già. Passava un taxi, lo presi al volo, abbi cura di me, pensai da solo. Anche perché questa canzone è unica nel suo genere, no? Questo
questa storia di amore che si trasforma in una storia di amicizia. E non ti è mai successo tu di avere un fidanzato, Juanita, Sì? che poi la storia è finita, tu hai avuto le altre tue avventure e torni da lui in qualità di amica, anche se però per lui forse c'è ancora qualcosa, ma se tu non sei una donna che torna e quindi Lei però in qualche modo dice forse è qui che tornerei, poi in realtà no, prende un lei va taxi e via, va lei va via, quindi è no. un po' confusa. No, Ma non è confusa, lei ha le idee pensandoci, molto chiare, lei non eh, sta lì, gli serve passare la notte lì, sfogarsi, dire tutti i suoi problemi, dire tutti i problemi del rapporto che aveva prima e poi andare via. ma scusami, perché questa domanda la fai? Facciamoci un Ma po' gli sei tu affari qua? di Ma sei tu, Peiretti. sei tu No, ma qua? Sei tu potremmo, qua? invece di dici tu, Cosa? a te, ti è mai capitata una cosa del genere? Va bene, va bene. Io direi di aprire le telefonate per Facciamo giocare così, insieme va. a noi. Vai con la grafica, Enrico. Abbiamo già la prima telefonata in linea che mentre alzavo il volume è andata giù. Quindi entrano protagoniste le nostre buste 378 4080 506 per giocare insieme a noi, per portarvi a casa un buon ristorante, formaggi, carburante, la maglietta, il cappellino. Pronto? Chi sei e da dove? Mimmo, ciao Ciao. Enrico. Prontissimo il nostro amico Mimmo per giocare insieme a noi. Mimmo, ormai sai come funziona, hai due scelte, puoi indovinare il brano con 5 secondi o con 15. Quali secondi scegli? C'è il cane qua. Con 15 Enrico. Con 15. Come si chiama il cagnolino, Mimmo? Kira. Kira! Lo sento. Hai, Dopo Argentina. 15. hai detto 15? Perfetto, Mimmo. Questi sono i tuoi 15 secondi. Vai, forza! Eccoli, passati. Volano 15 secondi, Però... Niente da fare Enrico, non ce l'ho, sto invecchiando. Ah, peccato! Uno degli ultimi grandi successi di Loredana Bertè. Però grazie di aver giocato, Mimo. Un abbraccio, ciao! Ciao a voi, complimenti Ciao. per la trasmissione. Grazie, ciao. Gentilissimo come sempre. Grazie, ciao Mimo. Ricordo, amici a casa, che se riuscite a prendere la linea abbassate a zero il volume della TV, altrimenti abbiamo dei ritorni in cuffia che non sento, non capisco. Già capisco poco di mio. Altra telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, Pronto? Ciao. Buonasera, chi sei? Alessandro da Terni. Ciao Alessandro, ciao Terni. Ciao. Provi a indovinarla con 5 o con 15? 15. 15 secondi. Questi, mio caro Alessandro, sono i tuoi 15 secondi. Per te. Eccoli, passati anche questi. Cacao meravigliato. Sì, Bravo! Cacao meravigliao. Lo Bravo sapevo che Alessandro. lo sapeva, non so, lo sapevo che lo Tu sapeva. sapevi che Alessandro Sì, poteva... L'ho percepito con i miei fluidi. sono Avessi andata- potuto scommettevi su Alessandro. Sì. Alessandro, adesso dalla 1 alla 10, queste sono le nostre buste con i premi dentro. Attenzione alle faccine rosse. Quale scegli? 8. La numero 8. Vediamo Eccoci subito qua. nella numero 8 se c'è un bel premio o non c'è un bel premio. Alessandro! Alessandrino! Si va verso Sì? l'estate, il sole è sempre più forte e quindi in giro per Terni un giorno verrò e incontrerò uno con il cappellino di casa Peiretti. Bravo! dai! Bravo Alessandro! Grazie. Grazie a te, un abbraccio fortissimo. Sai Grazie tutto? tanto. Come Ciao. fare? Lo sai? Sì, Alessandro, mi raccomando un messaggino al 348 80 40 254, come sempre. Va benissimo. Sì. Grazie. Grazie Ciao. tanto. Ciao Alessandro. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie Alessandro, grazie. Hai capito? Un po' di pubblicità, Terni. Oh, ma pensa, cappellino, casa Peiretti in Bello, giro per te. dai. Torneremo a giocare subito dopo la prossima canzone. Alessia, tocca a te. Andiamo sul mondo musicale di Giuni Russo con
un'estate al mare che legata al cappellino ci sta benissimo. Ci sta. Eccola qui. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che ti sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente, per paura di affogare. Sopra i ponti delle autostrade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente, per paura di affogare. Ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagni al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, toglimi il bikini, quest'estate ce ne andremo al mare, quest'estate ce ne andremo al mare, quest'estate ce ne Eh sì, andremo al mare. anche noi ce ne andremo al mare, ma fino a fine di luglio saremo qui in diretta tutte le sere per loro e anche Sì, per noi, perché certo. poi noi diciamo le vacanze, dopo 3 giorni che non c'è Casa Peiretti, io telefono a lei, ma la trasmissione non c'è, siamo in vacanze, però ci va a ricaricare Ma un po' le di pausa ci pile. vuole comunque Esatto, sia. esatto. Poi l'attesa del ritorno, no? È bello. neanche no? fossimo i Quando mondiali. tornate. Neanche no? fossero i mondiali. Vabbè. Oh. Che tristezza guardare i mondiali quest'anno. Io non so, amici a casa, se state guardando i Ah, mondiali. perché ci sono i mondiali? Sono partiti, però senza l'Italia. Sì, tu guardi le partite, ma non te frega, in realtà non te ne frega niente. Ma io non le guardo neanche quando c'è l'Italia. Questo non lo dovevi dire. Ops. Non me lo dovevi fare. Ma io non Questo amo il non calcio, me lo dovevi sai. fare. Io non amo il calcio, però guardo Sinner, eh. Ah, Sinner, però Sinner ti mi piace? Sì, Sinner Il mi problema è che quando lei guarda Sinner, finché è insieme a me a casa, più o meno ci capiamo. Quando lo guarda da sola a casa sua, mi chiama ogni 3 minuti perché cos'è quel 6? Sotto c'è scritto un 3, il 2, 1. Perché 40 e sotto c'è il 15? Vabbè, ma Sono forza 2 fare- 2 anni che provo a far capire il punteggio a Juanita. È difficile, Io guardo è difficile. Sinner, non il punteggio. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Tutte le volte che dico andiamo a rispondere mettono giù. Quindi apriamo le telefonate. Ok. Vai con la grafica regia. Apro il telefono 378 4080 506 per giocare insieme a noi. Durante un'estate al mare sono arrivate almeno 7-8 telefonate. Eccole qua. Pronto? Chi sei e da dove?
Ciao, siamo noi della famiglia dei 5 matti. Roberto da Torino. Ciao Roberto Ciao. da Torino, ciao Roberto, grazie per aver chiamato. E adesso tocca a te. Con 5 Eccomi. o con 15? Con 5 o con 15? 15, secondi? 15, mi consigliano dalla regia 15 senza impulso. Ok. Anche tu hai una regia, quindi mi fa piacere. Esatto. Questi Ho la regia sono, forte. questi sono i tuoi 15 secondi, in bocca al lupo. Grazie. Beh, romanticismo, Bella, romanticismo allo stato puro. Cavoli, però sarà pure il romanticismo allo stato puro, ma non mi dice niente, aiuto. Oh, non ti dice niente sto pezzo! Non è possibile! È famosissimissimo! Niente. 3, Oddio, 2, è recente o lontana nel 1, tempo? 3, 2, 1, vai col titolo, amico mio, vai col titolo! Non ce l'ha. Niente. Non ce l'ha, non ce l'ha. Non ce la faccio, niente. Provaci di nuovo domani, grazie di cuore, ciao! Un abbraccio Grazie, a tutti! ragazzi. Un Ciao. abbraccio Buona a serata, tutti! ciao. Buona serata, Ciao. ciao. Grazie. Era non il primo, dico, non era il primo, vabbè. era l'ultimo. Era l'ultimo. Vabbè, pazienza, andiamo a rispondere. Tenterà e sarà più fortunato. Pronto? Chi sei da dove? Ciao, sono Rodolfo da Torino. Ciao Rodolfo, Ciao. benvenuto a Luserna San Giovanni, benvenuto in Casa Peretti. Sai come funziona il nostro giochino? Sì, ti vedo già sovente, ogni tanto in televisione, tutte le sere. Mi fa molto piacere, bravo. Provi a indovinare con 5 secondi o con 15? Proverei con 15 perché Bravo. non sono proprio espertissimo, però Ma hai Dai. fatto bene perché questa canzone con 5 era quasi impossibile, ma con 15 se fai molto attenzione agli ultimi secondi ce la fai. Sei pronto? sì, va bene, tanto sono qua che mi faccio aiutare. Bravo. Questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli! Ma oggettivamente è particolarmente complicata. Qua però mi hanno dato un suggerimento. Sentiamo. Che dicono Città vuota di Fiorello. Molto Ringraziali. bravi, sono stati molto bravi perché Città vuota, una cover di Fiorello di un pezzo di Mina. Bravo, Bravissimi bravo, tutti a casa. Siete stati bravi, non so se vi siete fatti aiutare anche da qualche tecnologia particolare, però a prescindere, bravi. Quindi dall'1 alla 10, esclusa la 8, che busta vuoi? Ma mi dicono anche sempre qua la 4. La 4 di qua, eccola lì. Pensa che venerdì su 5 buste 4 faccine rosse. Questa sera su una busta abbiamo preso un premio. Vediamo cosa succede col secondo. Oh, Va bene. mi hai detto che sei di Torino. Torino. Ti piace il formaggio? Abbastanza. E allora ti invito ad andare presso il nostro sponsor, le Fattorie Tobia, che hanno una rivendita molto bella a Torino, perché hai vinto 20 euro di formaggio. Bravo! Grazie. Mi raccomando, Grazie. per confermare il tutto devi mandare un messaggino al 348 80 40 254 con nome e cognome cosa hai vinto. Va bene, Grazie, perfetto. complimenti, Grazie. ciao! Buona Ciao, serata, buona ciao. serata. Ciao. Oh, ma che bella serata, Juanita. 2 telefonate, 2 premi. Poi questo era Rodolfo Valentino, eh? Era Rodolfo. Rodolfo Valentino da Torino. No, ha detto solo Rodolfo a Torino. hanno detto Valentino anche. Stai troppo tempo con zia Zia Marta. lo Io so. te lo dico che stai troppo tempo con zia Marta. Vive da me. Andiamo avanti con la musica perché arriva un brano molto molto bello, perché dobbiamo dedicare molto molto bello. L'ho scritto io, quindi non so se sia molto molto bello. Tiratela poi, come dobbiamo diciamo qua. dedicarlo a un bimbo che ci ascolta tutte le sere, Sì. che è diventato nostro fan, e questa canzone sta diventando pian piano la colonna sonora di questi giorni, di questi mesi. Che caro. Noah, questo è per te. Juanita!
No, non è così, non è giusto così, non volevo così, sei ancora qui. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita, io resto come un fesso ad aspettare, mentre vedo 1000 soli tramontare, ma tanto tu non vuoi cambiare. Juanita, 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 se resto ancora a dormire da solo, è un'onda che forte sbatte sul molo, prendo coraggio e ti voglio parlare. Juanita, 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 se queste parole mi fanno del male, l'ho scritte perché ti voglio dire senza offesa, ma devo andare. Juanita, 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 no, non è così, non è giusto così, non volevo così, sei ancora qui. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita. Quanto vorrei da domani, Juanita, tu protagonista della mia vita, ma sono 10 anni che ti aspetto. Da sempre ti prendi quello che do, ma cosa mi resta se non ti ho, come acqua che scorre nelle mie dita. Un giorno forse potremo scherzare, adesso il pensiero mi fa tanto male, forse domani mi comprerò un cane e la chiamerò Juanita. Oh. E la chiamerò Juanita, Juanita. Adesso voglio sentire tutti però, Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita. Juanita, non voglio più tirare il freno. Ogni giorno che passa è un giorno in meno. Ho finito i petali della margherita. Ma che cazzo, Juanita? 1, 2, 3. E noi su queste note facciamo finire qui il primo tempo. Abbiamo ancora tanta musica per voi, tante domande, tanto gioco, tanti premi. Ma subito dopo la pubblicità. Juanita. Tornati in questa seconda parte di Casa Peiretti. Prima di andare a cantare, di andare a giocare, dobbiamo fare io ed Alessia un grande ringraziamento a tutti gli amici che sono venuti sabato sera al ristorante I Topi. Siete arrivati da tutto il Piemonte. Grazie davvero, abbiamo una foto. Sì, erano tantissimi e io guarda, sono che stata spettacolo. veramente felice. Tanto. Grazie, è stata anche zia Marta contentissima per Sì, me l'ha detto, era stanca, fine serata sì, era stanca, però si è divertita. Zia Marta ha ballato tutta Tutta la la sera sera. e a una certa, sì. non dovrebbe più. Tra un po' giocheremo, subito dopo il brano Lemon Tree. Eccolo qui. I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm washing my time, I got nothing to do. A hand in a one and I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast and I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so long, am I waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all
turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sa, ta, da 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 di da da, da 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 di da da, da di di da. I'm sitting here, I miss the power. I like to go out, taking a shower, but have a heavy cloud inside my head. I feel so dry, put myself into bed where nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree and stepping around in a desert of joy. Baby, anyhow, I got an older toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Beh, che Mi dire. piace sto brano, soprattutto con wonder, wonder, sì, wonder how, wonder why. Mi piace. Poi non lo so, mi ricorda l'estate, ma a parte questo Allora, alla questo domanda periodo tutto mi ricorda che mi hai l'estate. fatto all'inizio sulla canzone bellissima dei Pooh, mi è venuto un ricordo. Adesso ormai Non lo allora, vuoi più ma sapere? sì. Praticamente succede che dopo una storia un po' strana. Sì, ma rispondiamo al telefono. Benissimo. Pronto, Chi c'è? pronto, prenda le buste. Prenda le buste. Pronto? Pronto, chi sei da dove? Angelo. Ciao, sono Rossana di Casale. Ciao Rossana di Ciao, Casale, Enrico. benvenuta. C'è Omar vicino me, c'è Omar vicino me. Ciao, Ciao, Omar, Omar. grazie. E Ciao, adesso, Enrico. ciao, adesso andiamo a giocare? Siete pronti? Andiamo? Spero. Dai, coraggio. Con 5 o con 15 per portarsi a casa uno dei 15. nostri 5 premi bellissimi. 15? 15. Questi sono i vostri 15, eccoli. Non si sente? Eccoli Non qua. si sente Enrico, mi spiace. Ma Non si stai sentiva bene. ascoltando dalla TV o dal telefonino? No, dal telefono, però non si sente bene. Non si sente bene? Abbiamo regia, tu hai sentito la base? Vediamo cosa mi scrive la regia, un attimo solo, altrimenti andiamo a cambiare la canzone. Però io provo a Non ho rimettere. sentito nulla, non ho sentito niente. Allora, io te li rimetto alzando Sì, ancora grazie. un po' la musica. Ok, questi sono i tuoi 15 secondi. Dai. È proprio l'inizio di questa canzone che ha pochissimi strumenti, però ci sono quelle note tan 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 che se la sai il titolo è No, non la so, grazie, mi niente. spiace. Dai, riproviamo domani, No. riproviamo domani con un Sì. altro brano. Grazie. Ciao. Ciao, 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 ciao. Questa o la ragazzi. sai o non la sai, però, eh. Questa, come ho detto già da tanto, ci sono canzoni facilissime, canzoni leggermente più difficili. Questa era di Achille Lauro, quindi insomma, una delle adesso ultime. l'aiutino di l'hai Achille dato, Lauro. voilà. Pronto, chi sei da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, chi sei? Sono Emma da Torino. Ciao. Eva? Emma?
Emma. Ciao da Emma, Torino. ciao Emma da Torino, benvenuta a Luserna Ciao. San Giovanni, benvenuta in Rete 7. Sai come Grazie mille. funziona il nostro gioco? 5 o 15 secondi per provare a indovinare una canzone, puoi scegliere una busta o due. Ok, 15 secondi, grazie. 15 secondi, questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Emma! Emma, io credo in te. Vai, prova a dirmi il titolo. Non lo so, Amore. scusami. Non importa, grazie per aver giocato con noi, un abbraccio. Grazie a te. Arrivederci. Ciao, ciao, Ciao. ciao. Emozionatissima. Sì, Emma. ma era una bimba, credo. Non lo so, dal numero non ho capito bene, però so che era super emozionata. Ritenta, Dai, ti ancora aspettiamo. una telefonata. Pronto, chi sei e da dove? Sono Piero da Torre Pellice, Ciao, il papà di Lorenzo. Ciao Piero, benvenuto, che bello sentirti, grazie per aver chiamato e adesso ti tocca anche giocare, devi Dai. dirmi con Se 5 voglio giocare, sì. Bravo, con 5 o con 15 provi a indovinarla. Proviamo con 15, Sì. dai. Prova con 15, questi sono i tuoi secondi, eccoli. Parapam pam, param pam pam. Piero! Allora, mia moglie Fabia dice in ginocchio da te, ma secondo me non è giusta. Mamma mia. Porca paletta. La moglie c'è andata molto vicino, perché Gianni Morandi ha scritto 2 canzoni, una in ginocchio da te e l'altra praticamente con un titolo quasi uguale. Sì. Che non possiamo dirlo perché questa canzone tornerà domani o dopodomani. Grazie mille Ecco. Piero, ciao! Ciao, un abbraccio. Tutti, ciao. Ciao. E adesso a proposito di canzoni importanti, voglio fare un brano di quelli. Levo lo Sì, stendino, sì. certo, lo stendino. È la nostra griglia dei premi, non è lo stendino. Un brano di quelli con un testo da ascoltare. Perché? Tu non hai mai avuto qualche dubbio sulla fede? Non dico di non più credere, ma di dire, ma tu con tutto quello che ci sta succedendo intorno, ascoltami, riesci a ascoltarmi? Hai ragione, nel senso che è proprio un periodo brutto e io non è che no, la fede continuo ad averla. Te l'ho detto, ne abbiamo parlato ieri, ti ho detto cosa farei io. Sì, ma ieri eravamo io e te, adesso siamo in 20.000. Ma se vuoi lo ripeto, Sì. avessi una settimana da Dio come avevano fatto Il film, un quel film, no? sì. Io toglierei il libero arbitrio e se sbagli, voilà, fine, secco lì. Ah, proprio. Ma no. non lo so, però è terribile lo ciò so, che hai forse detto. sono stata un po' cruda. Andiamo su. Io Però- ti prego di ascoltare. Forse ho esagerato un po', ma ho reso l'idea. Riccardo Fogli, dedicatissima a un amico che voleva un pezzo di Riccardo Fogli, che non so, ma voglio cantare questo brano. Io ti prego di ascoltare quello che dirò. Sono sempre stato in viaggio, ormai non penso che ti incontrerò. Ti credevo nel mio cuore e non credo più. Qualche volta mi è sembrato di sfiorarti, ma non eri tu. Io ti prego di ascoltare, non andare via. Io continuo a dubitare, non so più qual è la strada mia.
cose bene, cose male, quasi non so più. Tanto sembra tutto uguale in questo mondo se non ci sei tu. Quell'amore più forte di tutte le nostre infedeltà, quell'abbraccio purissimo che come sempre mi salverà, perché tutto sai sta morendo in me. Senza te, io credo che proprio nei momenti difficili che bisogna avere la forza di credere, perché nei momenti facili è tutto facile, ma nei momenti difficili che devi sperare e guardare il cielo e chiederti: ti prego di ascoltare, sono triste sai, non mi piace la mia vita e questa vita che non cambia mai. Dimmi cosa devo fare o non fare più, né volare né affondare hanno senso se non ci sei tu. Quell'amore più forte di tutte le nostre infedeltà, quell'abbraccio purissimo che ancora e sempre mi salverà, perché tutto sai sta morendo in me. Senza te, io ti prego di ascoltare, tu dovunque sei, ti ho cercato in ogni modo, vedi non mi sono arreso mai. Non lasciarmi naufragare, non fuggirmi più. Quella luce che ora vedo in lontananza, dimmi che sei tu. E adesso io lo so a casa cosa state pensando, lo so, vogliamo sapere la prima domanda che hai fatto ad Alessia Chelucci, la risposta. Quindi Alessia Chelucci, la prima domanda di questa tua storia amorosa, che poi è diventato un amico, eccetera, 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 raccontacela adesso! Sì, allora, poi dipende dalla gravità, nel senso io farei proprio finire le guerre. Ma no, ma stiamo parlando della domanda prima. No, adesso. perché prima sono proprio stata... No, prima sei stata molto, proprio... molto. Però... Allora, tornando invece un po' ragione te lo do, però chiudiamola, questa parentesi chiudiamo. Sì, ho avuto una storia importante e poi ha preso una piega strana. Sì? Io ero via da qua, non ero in Piemonte. E siccome è andata storta, ha fatto che rimettermi sull'aereo e spedirmi a casa. Però poi a distanza di tempo siete diventati amici. Molto tempo. Ma si parla di anni, decenni, secoli. 10 anni. Pubblicità. Eccoci, prontissimi, 20:52, ad andare a leggere tutto l'affetto, le richieste, andare a vedere le fotografie se ne avete mandate. I protagonisti da adesso a fine puntata siete voi. Domani altra puntata dal vivo e giochiamo, cantiamo, giochiamo. Buon inizio settimana, meravigliosi come tutte le sere. Grazie Silvia da Mottalciata. Silvia da Mottalciata, grazie. Dani d'Alessandria ci scrive: buon inizio settimana sempre con voi. Brava Dani, grazie Dani, grazie importante mille. Per noi, importantissimo. Rotellini, stasera lo leggi tu. Ascoltare un canto è fortezza, perché c'è in esso intenzione di piacerti e donarti gioia. Saluti da Rotellini Carlo. Detto Corio, il poeta, ciao, il poeta, il nostro poeta di Corio, bravo. Grazie raga per la canzone. Potete per favore fare gli auguri buon compleanno a nonno Sergio,
Grazie Noah, nonna Titti e nonno Giovanni. Auguri nonno Sergio, auguri. Guarda che bello che Noah. Ciao Noah. Ciao Enrico. La metto anche io la pinza per Sì, il la bucato pinzetta in qua così. testa. Ciao Enrico, spero che il video che ti ho mandato ti sia piaciuto. Mi fai Alta Marea di Antonello Venditti, Omar da Casale, un brano che arriverà domani sera, quindi arriverà anche Alta Marea di Venditti. Bello il video, bravo. Ciao Enrico, saluti a voi dal negozio storico musicale di Casale Monferrato, da Rossana. Bravissimi tu e la simpatica zia Marta, cantate sempre così belle canzoni. Grazie cara, grazie mille. Che anche. cosa bella che ti chiamano zia Marta anche quando non c'è, anche quando sei lei, ormai Io la ringrazio. ormai è dentro di te. Sì. Buonasera Enrico, buonasera Alessia, buona settimana da Marco di Intra. Ancora una volta sono con voi ad ascoltare e canticchiare i vostri pezzi musicali. Bravo Marco! Bravo, è un'ottima idea passare dalle 20 alle 21 con noi. Grazie, lo diciamo io a te. Ecco qua, grazie ad Enrico e alla zia Marta per la stupenda serata che ci avete regalato sabato sera al ristorante I Topi di Luserna San Giovanni. Un grande abbraccio da Eleonora, Chiara, Serena, Massimo, Federica, Sabrina, eccetera. Grazie a voi. Vi voglio grazie. bene! Grazie a tutta Carmagnola. Vi ciao. vogliamo bene Carmagnola! Ciao Enrico, ciao Alessia. Venerdì scorso Enrico avevi richiesto un feedback riguardo la puntata con il suo mix di canzoni e gioco a premi. Per me assolutamente d'accordo e spero che anche altri telespettatori condividano la mia opinione, così potrai riproporre altre dirette come questa. Buon inizio settimana, come sempre. Che bella questo, mi piace, Sì. mi piace questo messaggio, Grazie, mi piace, grazie. chiunque tu sia, grazie. Buonasera Enrico. Buonasera Alessia e buon inizio settimana, ma come siete belli, dalle 20 alle 21 sono sempre lì sul 13 con voi. Un grande saluto da Stefania di Rondissone. Ciao cara, grazie Grazie mille. Stefania! Grazie di cuore, grazie Rondissone! Ciao Enrico, ciao Alessia, dai Elena! Nostra Elena, ciao cara. Ciao, vi mando un saluto dal mio posto di lavoro. Tranquillo, oggi non ti farò una richiesta musicale impossibile. Simona da Valperga, Ciao, amica cara mia, Simona, amica ciao. mia, mamma, io sono contento anche quando arrivano richieste impossibili perché so che ci siete, poi non posso farle perché è difficile, però ne so già tanto, però grazie. Fabio di Bricherasio ci manda un saluto e grazie, buona musica a te Fabio. Grazie Fabio, ciao ragazzi, un'altra settimana con voi e i tuoi meravigliosi ospiti. Massimo da Venaria, grazie Ciao Massimo, ciao. Grazie Massimo, grazie. La freschezza di Alessia ed Enrico riuscirà a mitigare questa settimana che si prevede con temperature africane. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. Ma sì, voi mettete lì tranquilli da 20 a 21 seduti, mangiate qualcosa, ventilatore attaccato, Casa Peiretti e bam! E voilà, viva la coppia d'oro di Casa Peiretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie Giovanni, grazie Grazie. Silvia, buona settimana Lili da Luna e Stellina, Ciao Lillina, ciao. Oh, che belle micette! Abate Mario, Abate Nora, Acerbi Carlo, Acessi Pino, Adalfi Genoveffa, Admini Nunzia, Bardi Giacomone, Birillo Stelvio, Curati Giuseppe. Come si chiamano gli abitanti di Brandizzo? Questi sono i primi. Grazie Livio, contavo su di te, grazie davvero, grazie. Non l'ho letto prima. Mamma Livio, regia, avvisami. No, bello. Io ero convinto fosse una lista magari di coscritti che stasera si trovavano o non lo so. Ciao Enrico e Alessia, grazie per la meravigliosa serata di sabato sera a Luserna, San Giovanni. Un grande abbraccio da Tonino e Federica. Ciao Tonino. Grazie a voi, grazie di cuore. Edo ci scrive: inizio settimana con uno strepitoso brano dei Pooh interpretato magistralmente. Complimenti per il vostro duetto e per la nuova acconciatura di Alessia, sempre più bella. Oh. Grazie, ma è semplicemente una pinza. Lo so, ma sai cosa sembra? Molto. Ti faccio chiudere la puntata così. Vabbè. Ciao ragazzi, siete fantastici. Grazie Henry e grazie Alessia. Enrico, sei stato più unico che raro. Lori di Brandizzo. No, grazie a te per aver richiesto quella canzone. Grazie Lori, grazie. Ciao. Luciano di Brandizzo ci scrive: buonasera Casa Peretti, buon inizio settimana, bellissima interpretazione di un'estate al mare. Complimenti Alessia. Grazie Luciano, grazie mille, grazie. Grazie Luciano, ciao Brandizzo. Ciao da Enzo e Sabrina da Torino, grazie per la bellissima serata di sabato sera a Luserna, siete fantastici. Enrico ed Alessia. Grazie di cuore, vi aspettiamo ancora in altre serate. Ripetiamo la serata del 27 ai Topi, sì. Quindi se non sapete cosa fare, prenotate. Bella puntata anche questa volta, non sono riuscito a giocare, pazienza, ci riproverò. Ciao ragazzi, un abbraccio forte da Alessandro di Torino. Ciao, provate. Adesso è un po' più complicato perché non si sa bene quando Peiretti apre il telefono. Ciao, in un mondo dove tutti e tutto
Corre, 2 ragazzi si sono fermati per dedicarsi un brano a vicenda, vi voglio bene, cari Giampiero e Nessa, lo dice Milena. Sì, ciò che è successo l'altra settimana. 2 ragazzi che si sono fatti delle richieste nello stesso tempo, è stato bellissimo. Bravi. Ciao Enrico, sempre un piacere sentirti cantare con la bella voce di Alessia. Salutissimi da Giacomo di Castagnone. Ciao, che Giacomo! c'era anche lui Ciao, sabato. Giacomo! Un bacione grande. Grazie, un saluto a mia nonna Pina che non è potuta andare a mangiare la pizza. Ciao nonna Pina! Ciao! Ecco, mi è di nuovo venuta voglia di pizza. Prossima ciao volta Enrico. gliela portiamo a casa. Siete tutti simpaticissimi, una buona serata da Henry Agnese. Ciao Henry, ciao Agnese. ciao, buona Grazie serata. ragazzi. Vito Stradalanzo ci dice buona settimana, buon inizio settimana a tutti Caberetti. È stata bellissima la canzone di Riccardo Foglio, mi piacerebbe che in settimana mi facesse ascoltare Battito Animale di Ralph. Va bene, vediamo. La facevo. Se riusciamo a inserirla. Mancano 10 secondi, chiudi in giapponese, vai. Otito. Arigato. Vai proprio avanti, Tomani. Alle 20, alle 21.